Il terzo Festival delle DOP Venete qui a Padova, alle Padovanelle, allo storico ippodromo padovano, che ha oltre 100 anni di storia, per i prodotti DOP, IGP, STG veneti e quelli a marchio qualità verificata, che anch'essi hanno una storia, una tradizione e un grandissimo potenziale per far comprendere i saperi e i sapori di questa regione straordinaria, il Veneto. Con i marchi europei la qualità è garantita, ci sono dei disciplinari molto rigidi, per cui dietro a questi marchi ci sono dei prodotti di altissima qualità che a livello nazionale italiano stanno in cima alla classifica in Europa, seguiti dalla Francia, e in Italia il Veneto e la Toscana sono le due regioni principali con l'Emilia Romagna. Prodotti di qualità nel Veneto ce ne sono 18 DOP, 18 IGP e una STG, quindi 36 prodotti a marchio europeo. Il Festival delle DOP che si svolge a ridosso della festa dell'Europa, 9 maggio, e quindi un'occasione per ricordare sotto il profilo della qualità agroalimentare dei prodotti appunto riconosciuti dall'Unione Europea con dei marchi. Veneto Agricoltura con Europe Direct qui presenta che cosa? Veneto Agricoltura, che è uno sportello che fa parte di una rete di 500 sportelli, appunto, Europe Direct, presenti nei 28 stati dell'Unione Europea, 50 in Italia, 3 nel Veneto. Europe Direct di Veneto Agricoltura è qui appunto con Regione Veneto e Veneto Agricoltura per far capire quanto sia importante fare comunicazione su tutti i fronti, in questo caso sulla qualità agroalimentare. L'assessore Giuseppe Pan giustamente è venuto a visitare il Festival delle DOP 2016, la prima impressione? Sì, la prima impressione è che comunque qui alle Padovanelle quest'anno all'interno del Festival Show dell'Agricoltura del Veneto, dove ci sono tantissimi espositori di tutti i settori agricoli della nostra regione, il Festival delle DOP all'interno è la punta di diamante di questa kermesse. Ecco, queste manifestazioni servono un po' a far conoscere ovviamente questi prodotti, perché poi la gente, soprattutto i consumatori, devono capire che dietro queste produzioni c'è anche una storia, c'è una sapienza. Certo, è una storia che viene dalla nostra tradizione attualmente veneta, contadina, e che nelle DOP ha trovato la sua eccellenza. C'è un testa a testa tra la Regione Veneto e l'Emilia Romagna per avere la leadership europea come regione con il maggior numero di marchi. Adesso il Veneto ne ha 37, 18 DOP, 18 IGP e una STG. Nel futuro? Sì, stiamo studiando anche altri marchi, vedremo di aumentarli, perché noi pensiamo che comunque solo certificando quei marchi di qualità verificata, con i marchi delle nostre DOP, possiamo dire che le produzioni sono protette, e quindi una volta che sono protette danno anche un reddito maggiore ai nostri agricoltori. Chiaro, non c'è una competizione con le altre regioni, ma quella è la strada dell'agricoltura futura. Questo anche che vi aspettate da Veneto Agricoltura come ruolo? Veneto Agricoltura ha un ruolo importante nelle nostre filiere. Veneto Agricoltura, oltre a essere un'importante struttura della Regione Veneto, deve in qualche maniera portare le innovazioni e le ricerche che fanno i prodotti a supporto delle imprese agricole, portarle a maggior conoscenza della popolazione. Solo in questa maniera l'innovazione e la ricerca fanno crescere in qualità le nostre risorse agricole. Siamo sempre presenti, io un evento così ci sarò anche in futuro, perché è importantissimo rappresentare il nostro prodotto al pubblico al meglio. La manifestazione sta andando bene, c'è tanta affluenza, interesse, e quindi la nostra presenza non è solo per vendere chiaramente, ma per presentare il prodotto, per l'eccellenza dei nostri prodotti a un pubblico più vasto possibile, e in questo caso un pubblico veramente interessato, e quindi viene a visitare proprio per avere informazioni, per trovare prodotto e per carpire sempre nuove informazioni.
Una manifestazione sicuramente riuscita, tanta gente, è l'occasione per i consorzi nostro del Radicchio, ma anche degli altri penso, di far conoscere ai consumatori la reale potenzialità dei prodotti a marchio. Quindi credo che sia estremamente importante che la Regione Veneto, attraverso Veneto Agricoltura, continui su questa strada. Le piazze italiane, i consumatori italiani devono conoscere le eccellenze del nostro territorio. La manifestazione sta andando bene, è importante seguire questo tipo di manifestazioni perché danno lustro da un certo punto di vista, ma soprattutto fanno conoscere al consumatore la valenza di una DOP o di un IGP. Sono dei prodotti di eccellenza che il territorio ha e sono ancora poco conosciuti da parte del consumatore, quindi ben vengano queste manifestazioni che sono a contatto diretto con il consumatore, che è la nostra fonte e nostra ispirazione. Bene, stiamo distribuendo questi dépliant, la gente non sa nulla di carne, quindi quando parliamo di marchio di qualità verificata dalla Regione Veneto si fermano incuriositi e abbiamo la possibilità di dir loro dove e come trovarlo e come individuarlo per mangiare carne buona. Ecco, perciò è importante conoscere lo scrigno dei prodotti tipici veneti, le 37 DOP, IGP e STG della Regione, nonché i marchi di qualità verificata, veramente una grande potenzialità per prodotti che arrivano dalla terra, dalla sapienza delle persone, quindi i saperi e sapori del nostro territorio e della nostra Regione.